Vorrei conoscere e farvi conoscere chi è Igor e la sua storia. Allora Igor, tu sei un ragazzo italiano, Sì. Genitori italiani? Sì, nonni, tutto italiano. 100% italiano. Di dove? Di Milano. Io nato a Milano e i miei genitori originari del sud Italia. A un certo punto che cosa è successo? Hai deciso di convertirti all'Islam? Sì, ho fatto un percorso personale, un percorso di ricerca molto largo, che è arrivato alle religioni. Una volta aver affrontato il discorso delle religioni è approdato all'Islam come diciamo, soluzione ultima di tutto ciò che ho imparato e conosciuto in direi quasi più di 10 anni. Percorso da autodidatta. Quindi nessuno ti ha avvicinato parlandoti di questa religione, né proselitismo a scuola, piuttosto che una cosa tua a un certo punto, cosa è scattato dentro di te per avvicinarti a questa religione? Beh, innanzitutto è scattata la soddisfazione di una domanda fondamentale: perché esisto? Cioè, esistere per andare a lavorare dalle 6:30 del mattino fino alle 8 di sera, tornare a casa stanco, pagare il mutuo e farmi problemi in questa vita, senza avere un motivo valido per farlo, mi sembrava una cosa riduttiva. Ecco, che motivo ti ha offerto l'Islam? Cioè, alla domanda perché esista, qual è la risposta che l'Islam ti dà, o ti ha dato? Per servire Dio. E che cosa vuol dire servire Dio per un islamico? Servire Dio significa ringraziarlo, riconoscere la sua autorità su tutte le cose, accettare la propria condizione della natura umana su questa terra e sapere che le cose non sono mai fini a se stesse, ma servono a qualcosa che c'è dopo l'evento che dà senso alla vita, che si chiama morte. Intanto ci sono subito delle domande per te, come una di una telespettatrice che vuole sapere per te le donne che cosa sono. Per me le donne sono le compagne naturali dell'uomo, sono l'altro piatto della bilancia, essenziale ai fini dell'equilibrio.